Due sorelle bulgare di 50 e 41 anni sono state arrestate in flagranza dalla polizia di Padova mentre a bordo del tram, vicino alla fermata Remitani, stavano sfilando il portafoglio a un turista coreano di 37 anni. Scese dal tram, le due donne hanno poi tentato di dileguarsi tra la folla, prendendo direzioni differenti, ma sono state bloccate e accompagnate in questura dagli agenti della squadra mobile. Entrambe sono risultate senza fissa dimora, con numerose condanne per furti e borseggi commessi a Bologna, Parma, Rimini e nella città euganea. Arrestate per furto con destrezza, sono state condotte nel carcere di Verona Montorio. Convalidato l'arresto, il GIP del Tribunale ne ha disposto la misura cautelare personale del divieto di dimora nella regione Veneto. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato l'ufficio immigrazione per l'adozione dell'allontanamento dal territorio nazionale nel termine di 10 giorni.